Benvenuti da Telaltabut, edizione di sabato 7 febbraio 2026 dal nostro notiziario. Sera è stata fatta la cerimonia di vertidure das Olimpiades Milan Cortina 2026 e 4 tornei hanno avuto un ruolo importante in queste serate. Il palucian Giorgio Di Centa e il sapadin Pietro Piller-Kotrer, cui compagni de staffette d'Aur di Torin 2006, Fulvio Valbusa e Christian Zorzi, sono stati protagonisti dell'alze bandiere a Cortine. A Predazzo, a guidare il corteo da Italians, all'era il Cirubit Alessandro Pittin, a so seste Olimpiade in combinate nordiche, e l'unico italiano arriva a una medaglia olimpiche in queste discipline, il bronzo dal 2010 a Vancouver. Qualche minuto dopo un'altra emozione con Manuela Di Centa, portadoria delle torce olimpiche. La liende dal sci di fondo italiano, 2 aurs, 3 arins, 2 bronze olimpics, tra le tante medaglie vinte in sua carriera. E proprio Manuela Di Centa, non sera, prima di fare la portadoria delle torce olimpiche, hanno pensato e hanno mandato questo messaggio. Buonasera a tutti, buonasera a tutte, buonasera a tutti lassù. Io sei con una grande emozione perché tra poco porterai la torce e in tal tocco finale e sarà una roba bellissima, in piarin che sfug, al fug, che vuol dire tante robe, ma sarà dos perin, che vuol dire che il porti d'ogni pace, tranquillità, amore e sta bene insieme. Un saluto da Milano, un saluto da queste Olimpiadi nostre, bellissime, da questa Italia di Milan Cortina 2026 e sperini portatiase alc. Mamma, a tutti, ciao a tutte! Il 3 di febbraio Sudri ha festeggiato il santo patrono San Blas, con la Sante Messe, i Vespers, la Processione e soprattutto la benedizione dal quel.
Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle amatissimi, ci ritroviamo in questa antica e nobile chiesa nella memoria di San Biagio, a cui ci raccomandiamo, alla cui intercessione ci rivolgiamo per ottenere le grazie necessarie e tradizionalmente i benefici alla nostra gola e alla nostra voce, perché il Signore possa servirsene ispirandoci buone parole. Se no, alle mie orca vedi che mal di quelli, sono in piedi glorious, fu di questo. Chiediamo davvero tutto ciò di cui abbiamo bisogno per servire bene il Signore insieme. Abbiamo anche l'occasione durante questa celebrazione di incontrare Gesù in modo intenso, sostanziale, ravvicinato, ascoltandone la parola, ricevendolo nell'Eucaristia, e chi di voi vuole anche incontrandolo nella confessione, perché magari che c'è, anche se è invisibile, è in realtà uno stato in ambulatorio per risanare tutti quelli che hanno piacere di lasciarsi arricchire e rinnovare dalla luce del Signore. Quindi approfittatene pure. Insieme tutti comunque ci riconosciamo fragili e peccatori. Tutti abbiamo bisogno dell'amore di Dio e della sua grande pazienza, per cui la invochiamo di cuore con umiltà e fiducia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla
restin a Sudri perché in tei dis passati alle mantiat Camillo Straulino. E allora per ricordarlo in avvio di un'intervista che ha fatto Federica Nodale. E sei di nuovo con Camillo Straulino, per me è sempre un piacere. Sei venuta come al solito a sorpresa, senza avvisarlo, e lo chiati benissimo, no Camillo? A bomba. Perché insomma la vita c'è bisogno di chiapparla, Camillo. C'è la vita, dimmi mo. La vita, sì. A sapere chiappare, a sapere ciò che si sa come. Se l'avessi saputo prima, era differente. Ma come ormai a nostra età si è perduto. Torni a dire la tua età? 86 anni, 87, che il mese che viene. I trosh, torna dimmi? 87. Ecco, ma i trosh di? Il 26 di settembre. Oh, allora mi penserai. E così, buon Camillo, come hai già detto che questo video sta con te, mi piace, tu l'hai capito. Ecco, la tabà, no? Sì. Cioè, è storia, tu sei una memoria eccezionale. Sì, come memoria di roba vecchia, assai vonda. Sì. Come qualche volta non vengi sui nomi, ma come sapevi, sai. Ma di essere una roba che si nasce, no, Camillo? Si una nasce. roba genetica Sì. proprio. Mio fratello Nick, pure sì, mio fratello, nella memoria di robe, quando Sì. l'avevo portato in mobili, io sai tutto, quando l'avevo con lui, ma lui non si pensa. È che tu hai la memoria a lungo termine, tu che è breve, tu ti pensi tutto. A vonda. Ma date, tutto proprio, Sì, dat is. Massimo, che è familiare. I noms, I le noms, parentele, tutto, il leam, no, di tutte le famiglie. E perché essendo in bottega imparare a mestiere, avevo mio padre. Sì. E mio padre si chiacchierava di che sono così. E ti contava, no? Infatti, allora tu sapevi che tu eri sparentato, così, e con la via, dice famiglia. Ma bisogna che avere un certo interesse, Sì. no? La memoria, no? Tu eri brava a scuola, tu. E a volte, sì. Come vai tu di maestro? Allora hai avuto, in prima elementare era la ladina, Sì. la piedi tonda nere, in seconda la picotta, Tony Del Neri, allora che il centenario? sì. Era laureata, mi penso che avevamo fatto il manifesto fuori dal bar del Renato, la firma e la laurea, come che facevano una volta, no? E invece che si dice, la seconda elementare, la femmina di Battiste, la sorda mestre schiava, Ah, la picotta dicevi, sì. si chiamava Maria. Maria, esatto. Era nel Sì. 1905 che aveva avuto un frutto, mi pare dal 30 o 31, che le morì di un anno così. Chiamo, Sì. dici che disgrazia. E ne ha avuto frutto dopo. Ecco. Era fascista, sì, era di che Sì. tendenza, sì. Era, come metodo di insegnamento? Era in Brescia. Era in braccio. Preciso. Dopo il terzo hai avuto Giovanni di Nescio, Ah, che era il maestro che lui. E dopo l'ha messo su che fabbrica di cucine alla via Rio, quella alla Gemme di Elvise. No? Ecco. La via Nassia di Rio, di Calera di Elvise, aveva messo su la fabbrica. ecco. Il puoi dire qua che tu hai da scuola? Disegno das elementari. Elementare. Andavo diverso, perché in quarta mi hanno fatto ripetere la quarta. Allora, Camillo? Sì, che volta se non tu eri perfetto non ti passava. E sì, dal 30 volte avevo 10 diversi restati in quarta. Io, mio cugino Elio, Lola, Gavette, Sì. Pietro Fuscher, forse avevo lasciato. Io ho chiappato, io sei del 30 volte. Hai chiappato in del 34 a scuola. Lui ha più di 4 anni. Allora la vittoria del Bec, Pieri Nut, non sai neanche di da Neari, da Priola, sì che facevi. Dopo la terza, Priola, veniva solo no? Allora riguardo i piedi, disegno? L'hai avuto forse il quinto, aveva la maestra M. Ma monate? Sì, ogni anno cambiavano. La M era la figlia di Ronco, Sì. la direttrice didattica che era città brava, mi aveva anche antiche simpatie.
in sesta io ho avuto di Lenna e in settima Barbacetta di Prum. Vamo, perché sta grande. E anzi, C'è Ciroviella, grande, c'è che geniale. fumava in scuola, no? Io ero in settima, sì. Allora la sigaretta si fumava come Scoclum. Aveva un C, un S e un Z in che Scoclum, come non mi avesse preciso il nome. Una marcia di sigarette. E in scuola fumava come Faccia insegnante Ariel. bravo, Brava. bravo, però c'è tanta massa prepotente che infatti Allora un inin severo, diciamo ecco, così. un nadino ha il problema, un tema da fare. Sì. Nos aveva dato 3 temi da scegliere. Sì. Il mio maestro, la cardine, insomma 3. E io ho scelto il mio maestro. Io poi non avessi mai scelto. Quando hai consegnato, quando l'ha corretto bene, come io ho scritto. Però ho scritto mezze pagine che non è vero ciò che dice io. Che io ho detto che lei è un bravo maestro, signorile, elegante, che roba lì. Però è di parte, hai scritto. Perché quando sono state le votazioni per fare il capoclasse, io e allora vince parte stesso voto. Ecco. Lui, Partito Solare, ha detto, a voto che io, così a dispari. E nemmeno ha votato me, ha votato Lola. Ma altri due, di chi che aveva votato Lola, abbiamo votato me. Ecco. E io ho fatto questa insinuazione, che lei un chiuso di parte, perché aveva capito che io ero rimasto rigido. Io per lui, no? Però quando l'ha finito gli anni di matrimonio, mi ha invitato a dire se sta la via a messa. E alle dottenti per questa edizione dal nostri notiziari, io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi e mi raccomando, non state a dismentere che te l'altro but al ben prima ridotto. Mandi.